L'argomento ha origini ormai lontane per noi veneti. Il sogno federalista ha il suo inizio dalla riforma del titolo quinto della Costituzione avvenuta ancora nel 2001. Ad oltre 5 anni, 1973 giorni per l'esattezza, dalla celebrazione del referendum per l'autonomia del Veneto, 4 governi e ben 8 anni dall'approvazione da parte dell'Assemblea regionale di 4 proposte referendarie. Poco più di un mese fa, ai primi di febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL proposto dal Ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli per l'attuazione dell'autonomia regionale differenziata. È notizia poi di 2 giorni fa, giovedì sera per l'esattezza, che si è aggiunto un passaggio determinante, l'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri. Diamo quindi atto a questo governo di essere riusciti in poco più di 100 giorni a fare quello che mai era stato fatto prima, lo si ricordava prima anche con il dottor Stradiotto. D'ora in poi si tratta solo però di essere consapevoli che l'autonomia ha un bisogno del lavoro di tutti per essere realizzato e quindi il coinvolgimento ritengo importante anche di noi artigiani. Il nostro incontro di oggi nasce proprio dalla volontà di dare un contributo vero, significativo. L'attribuzione delle funzioni potrà però avvenire solo dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i famosi LEP che prima venivano accennati, da definire con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'IPCM, entro un anno, come previsto dall'ultima legge di bilancio. L'iter per l'intesa fra regioni durerà almeno 5 mesi, inclusi 65 giorni dell'esame del cambio. Fin dall'inizio del dibattito, interpretando le necessità delle imprese e dei territori, la Confartigianato Imprese Veneto ha appoggiato e condiviso le azioni volte ad una maggiore autonomia della nostra regione, interpretandola come opportunità a certe condizioni per rafforzare l'intero sistema paese attraverso una competizione virtuosa tra sistemi regionali. Soprattutto è un modo per riavvicinare i cittadini alla politica, che ormai insomma penso un po' tutti noi e lo vediamo anche dalle recenti votazioni. Cosa ci attendiamo? Auspichiamo una reale autonomia delle istituzioni locali, ma anche uno Stato nazionale più forte e non più debole. Uno Stato che faccia bene i suoi compiti, anzi si rafforzi, senza mortificare le competenze delle regioni o legiferare in modo erratico su questa o quella materia di riferimento regionale. Il punto fermo da cui partire è che sia lo Stato centrale che le regioni devono autonomamente la loro efficienza e la loro capacità di dare risposte alle economie e alle società locali, senza intralciarsi a vicenda come a volte spesso purtroppo abbiamo visto. Forme e condizioni particolari di autonomia sono già contemplate all'articolo 116,3 della Costituzione, la famosa clausola di asimmetria. Eventuali richieste di maggiore autonomia rientrano quindi in un percorso di più compiuta realizzazione dell'autonomia ordinaria. Certo, si tratta di un percorso di differenziazione delle funzioni diverso da quello previsto per le regioni a statuto speciale. Ma se nei prossimi anni le regioni avranno la maggiore autonomia che la clausola di asimmetria consente, il nostro Stato si sarà trasformato in un vero e proprio Stato regionale, più efficiente e snello, con maggiori responsabilità in capo alle regioni, con divari territoriali finalmente in via di attenuazione. L'obiettivo primo di una classe dirigente regionale che chiede più autonomia dovrebbe essere di contare, fare di più e meglio a Roma per assicurare che uno Stato migliore e più efficiente diventi la migliore garanzia della praticabilità dell'autonomia regionale. Un Veneto quindi più autonomo è anche un Veneto più presente e che conta di più a Roma. Non una regione che si ritira in una sorta di splendido isolamento,
lasciando magari campo aperto ad una ulteriore meridionalizzazione dello Stato centrale. Voglio sottolineare che asimmetria non è l'anticamera della separazione, rappresenta solo un modo previsto dalla Costituzione per un regionalismo più consapevole e responsabile, con effetti emulativi da parte delle regioni, da cui tutti i cittadini del nostro Paese hanno molto da guadagnare. Infine, una volta potenziato il ruolo amministrativo regionale, che giustifica anche l'attribuzione di altre risorse finanziarie, acquista rilievo il rapporto tra la regione e gli enti locali di questa. Infatti, gli svolgimenti delle funzioni amministrative nel territorio regionale dipendono direttamente dalle scelte della regione. Ebbene, fin d'ora predisporre un progetto sull'articolazione territoriale delle funzioni acquisite, vale a dire che nel quadro di un percorso verso il federalismo regionale spetta alla regione promuovere il più rapidamente possibile un tavolo di lavoro e una proposta relativa agli ambiti territoriali intermedi e che tenga conto del destino delle province e della necessità di aggregazione dei comuni veneti. Queste due cose penso che siano molto care a tutti noi, ma soprattutto io penso, Roberto, che adesso spetta anche a noi veneti rafforzare quello che Calderoli sta portando avanti. E di certo ti posso assicurare che da parte di Confartigianato e noi artigiani l'appoggio c'è, in modo preciso e forte.